Si è conclusa la prima tranche dei corsi riservati agli insegnanti tecnopratici degli istituti alberghieri d'Italia. La prima parte del corso è partita dall'Istituto Federico II di Siracusa. Docenti il professor Gaetano Bongiovanni e Giuseppe Fiorini, esperti della caffetteria e latte art, e gli insegnanti tecnopratici della provincia di Siracusa, che hanno frequentato con grande entusiasmo. La stessa esperienza è stata vissuta anche a Riolo Terme, negli istituti alberghieri della provincia di Ravenna e a Cremona, con gli esperti di caffetteria e latte art Andrea Antonelli e Gaetano Bongiovanni, ed è stata riservata agli insegnanti degli istituti alberghieri della provincia di Milano e delle altre province lombarde che hanno seguito con interesse. Un appuntamento proficuo in quanto a quello che è stato acquisito sia in piattaforma, perché era un corso di 20 ore, di cui 6 online con tutto il materiale didattico a disposizione, e le altre 8 ore in presenza e ulteriori 6 ore con sperimentazione didattica, in quanto gli insegnanti, dopo aver acquisito le competenze della caffetteria e della latte art, le hanno messe in pratica con i loro alunni. A breve sarà fatto un nuovo calendario per il prossimo anno scolastico riservato sempre agli insegnanti tecnopratici degli istituti alberghieri d'Italia, che sarà reso pubblico sia nei siti istituzionali che in tutte le scuole di indirizzo. Il corso è stato organizzato da Arfa Scuola, un'associazione accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione, in quanto rilascia un'attestazione riconosciuta a tutti gli effetti, e in collaborazione con l'associazione Mangiare Bene e non solo.